5 Stelle Sardegna presenta Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad que hay. Cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, però no, te lo agradezco corazon, però no, tu sai bien. E siamo in compagnia ancora una volta di Matteo Biondo che ci ha dato un po' una mano, è stato un po' un cicerone per quanto riguarda questo speciale dedicato a questo grande territorio che è quello del Trentino. Intanto ciao ancora una volta. Ciao Paul, ciao. Siamo al ristorante da Alfio, fra un po' ci trasferiamo in cucina perché parleremo di un piatto tipico poi del Trentino, ma intanto vedete le immagini, eccole qui, questo è un ponte antichissimo che risale intorno al 1700 credo, un ponte in cui vedete c'è la spiaggia poi degli abitanti di Dro. Sì, assolutamente sì, questo ponte è stato costruito nel 1718 per scavalcare il fiume Sarca che nasce dai ghiacciai e sfocia nel lago di Garda. Questo ponte per gli abitanti di Dro e la spiaggia che c'è sottostante è un punto di riferimento in quanto è la spiaggia più vicina per i nostri abitanti, per il nostro territorio. Da questo ponte si può praticare il cliff diving, ovvero i tuffi da questa struttura. E l'ultima nozione che posso darvi è che questo ponte è stato restaurato nel 1989 e lo troviamo adesso ancora intatto. Intanto siamo qui da Alfio, l'abbiamo detto, un ristorante dove si mangia, vi giuro, benissimo, io ho avuto modo di constatare personalmente. Fra un po' ci trasferiremo nelle cucine per l'appunto del ristorante e parleremo di questo piatto che gli strangolapreti trentini. E siamo in compagnia di Fabrizio Beltrami che è lo chef poi del ristorante Alfio. Intanto ciao, ben trovato Fabrizio. Buonasera. Ma quando si parla poi di gastronomia del Trentino, qual è il primo piatto che ti viene in mente o che tu proporresti ai turisti? Chiaramente gli strangolapreti alla trentina, che sono il nostro piatto tipico. Intanto andiamo a spiegare cosa sono gli strangolapreti e poi quali saranno anche gli ingredienti che useremo, perché qui oggi cucineremo. Molto, molto semplicemente gli strangolapreti sono, diciamo, degli gnocchi fatti praticamente col pane raffermo e gli spinaci. Praticamente si prende il pane che tutti noi abbiamo a casa, viene messo in ammollo con il latte, lasciato qualche ora in ammollo, dopo ci si aggiunge il parmigiano, le uova e intanto a parte si fanno cuocere degli spinaci che verranno poi successivamente insaporiti con l'aglio, la cipolla, della salvia e del rosmarino. Tutto questo dopo viene amalgamato insieme e tritato finemente. Allora andiamo subito sui fornelli perché signori da questo momento conosceremo meglio gli strangolapreti. Allora adesso vediamo il nostro chef Fabrizio in fase di cottura degli strangolapreti trentini. Verranno messi nell'acqua bollente, l'acqua deve essere molto ma molto calda e con un filo di olio per non far attaccare questi gnocchi. Verranno mescolati, verranno cotti a puntino fino a quando lo stesso gnocco non verrà a galla.
La fase successiva è quella della preparazione del burro fuso e la salvia. Lo chef prende il burro fuso e lo porta in padella insieme alla salvia e al rosmarino. Verrà fatto così un soufflé di burro che dopo verrà versato sul piatto finito degli strangolapreti. Ecco, gli strangolapreti sono venuti a galla, perciò sono pronti per essere messi sul piatto. Il nostro chef in questo momento li sta prendendo, li posiziona sul piatto per la fase successiva, che è quella del burro fuso e la salvia. Il nostro chef sta mettendo del parmigiano reggiano sugli gnocchi, per poi prendere il burro fuso e la salvia, come potete vedere, e farlo soffriggere tutto insieme. Un saluto a tutta la Sardegna, ecco a voi gli strangolapreti, buon appetito e viva gli strangolapreti! Ancora i tuoi sospiri, le notti a ridere. E questo è il viso di Maria Grazia Toschipilo, che fa parte ormai del tuo spettacolo, Andrea. Sicuramente meglio di Alan, come... No dai, come sei cattivo? No. Scusa, è meglio una bella ragazza che Alan, che sarà anche un bel ragazzo, ma voglio dire, Maria Grazia è sicuramente... Io tra l'altro ci siamo al giorno dopo, cioè il giorno dopo il concerto di Arco. Maria Grazia ha fatto un successo incredibile, gli è stato chiesto anche un bis. Sì, esatto, gli è stato chiesto anche un bis. Io spero solamente che lei sia contenta e che porti a casa questo bellissimo ricordo. E se una vita non basta, ti inventerò, sì, ti cerco ancora dentro un film, mentre canto una canzone, ubriacandomi di te, ritrovandomi con te. Grazie. Questo invece è il viso di Alan, non che Maria Grazia solo lei mi abbiano chiesto i bis, perché in realtà poi l'hanno chiesto tutti quanti voi, no? Credo che sia stato un grande successo, no Andrea? Beh sì, è stato un grande successo, d'altronde ce l'aspettavamo, il pubblico trentino comunque ci apprezza, posso dirlo già questo. Avevo un po' di paura, la verità, perché comunque si è sempre emozionati. Abbiamo visto invece che il pubblico ha risposto benissimo. Alan, come al solito, ha avuto il suo successo, ma era scontato questo, lo aveva già avuto e lo conoscevano già da febbraio. Quello di cui sono contento è del successo anche che ha avuto Maria Grazia. Vuol dire che ho avuto ragione sia a portarla che comunque a sceglierla per il mio spettacolo, che comunque prevederà anche una serie di tournée comunque che ci porterà oltre che in Trentino in altri posti dell'Italia, e poi a gennaio probabilmente partiremo per l'Argentina. Die pro die. In collaborazione con Non si può, restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita!
oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te.